Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera, che oggi riprende a parlare della strage di Erba e a proporvi soprattutto i documenti processuali, gli audio, dal punto in cui ci eravamo sostanzialmente interrotti qualche tempo fa, qualche settimana fa, anzi a questo punto qualche mese fa, e io do il benvenuto e il buongiorno qui in studio con noi all'avvocato Fabio Schembri. Buongiorno avvocato, a tutti. Che insieme all'avvocato Luisa Bordeaux difende e ha difeso Rosa Bazzi e Olindo Romano in questa vicenda che stiamo ripercorrendo sotto il profilo documentale. Credo che sia un'operazione, sebbene tardiva, però è necessaria e indispensabile per capire come sono andate le cose. E abbiamo detto più volte che questi atti sono atti, diciamo, che vengono dallo svolgimento delle indagini e del processo, e sono quindi atti che non sono stati conosciuti però, per paradosso, nel momento in cui la questione era stata ampiamente dibattuta dai mezzi di informazione. Peraltro, a proposito dei mezzi di informazione, questa settimana giornali e televisioni hanno ripreso con una certa enfasi la notizia della fine dell'isolamento diurno di Rosa Bazzi e di Olindo Romano, no? Ecco, avvocato Schembri, le chiedo subito cosa significa praticamente questa misura, la fine di questa misura che si accompagnava al verdetto di Cassazione, no? Al terzo grado di giudizio, e che disponeva appunto l'isolamento. Cosa vuol dire l'isolamento diurno e cosa significa la fine di questo regime carcerario particolare? Ma l'isolamento diurno impedisce di partecipare alla socializzazione, attività che si svolgono all'interno dell'istituto penitenziario, e quindi è questa la limitazione che viene imposta dall'isolamento diurno e non altre. E quindi cosa cambia? Cambia solo questo, che possono dalla fine in poi partecipare a quelle che sono le attività di socializzazione, ecco, insomma. Poi per il resto resta tutto così com'era, ecco, no? È una misura che era stata prevista per 3 anni dal momento della sentenza di Cassazione. È una misura che era stata prevista per 3 anni, quindi dalla sentenza di Cassazione, che è diventata, cioè praticamente che ha fatto sì che la sentenza di primo e di secondo grado passasse in giudicato, quindi la pena è stata eseguita e dopo i 3 anni è venuta meno e quindi è cessata. Cessata intorno a giugno, quindi già qualche mese fa. Ecco, questo per Olindo Romano e per Rosa Bazzi cosa significa in pratica adesso? Come cambia il loro regime? Possono partecipare alle attività di socializzazione? Alle attività di socializzazione in carcere, quelle che sono le attività tra detenuti in carcere, cioè le attività anche quelle ludiche piuttosto che altro tipo di attività di socializzazione, ecco. Però poi per il resto cambia in questo senso, ma come le dicevo il regime carcerario resta poi pur sempre uguale, ecco, no? Ecco, l'ha stupita l'attenzione dei mezzi di comunicazione per questa notizia? Beh sì, mi ha stupito e mi ha fatto anche chiaramente riflettere, perché insomma questo interessamento che c'è stato per una notizia apparentemente banale, insomma, perché alla fine cioè era già cessata da giugno la misura, ma in sé sostanzialmente nulla di nuovo era accaduto, ecco, certamente mi ha sorpreso. Molto spesso a nostro giudizio, a mio giudizio, potrebbero essere altre quelle notizie, diciamo, di un certo interesse, di una certa rilevanza. Non pensavo certamente che questa fosse una notizia tale da consentire una sorta di tantam mediatico che è avvenuto poi successivamente in questi giorni. È anche vero che poi molti a questa notizia hanno collegato altre notizie che per noi sono molto più importanti, il discorso della revisione, piuttosto che gli elementi sui quali che hanno pesato per la condanna, eventuali, diciamo, incertezze e dubbi che insomma sono emersi nel corso delle fasi processuali. Ecco,
Di per sé la notizia della revoca, o meglio sì, della cessazione dell'isolamento diurno, ritengo che non fosse una grande notizia. È chiaro che poi ci sono diciamo, tante argomentazioni che diciamo, la grande stampa, i grandi media conoscono ben poco, ecco. E lì probabilmente sarebbe opportuno o auspicabile che insomma, si facesse maggiore chiarezza. Ecco, no? Ecco, però l'attenzione, diciamo, per quella che lei ha definito anche una non notizia fondamentalmente, sì, o una notizia diciamo di non grande impatto, forse testimonia il fatto che comunque parecchi dubbi rimangono in questa storia e la percezione, sì, è più o meno chiara a seconda di chi, sì, ha studiato o meno le carte, però chi ha studiato le carte i dubbi, diciamo, se li vede rinforzati, come abbiamo cercato di fare questa trasmissione per un motivo molto semplice, perché la non conoscenza che c'è stata all'epoca dello svolgimento della vicenda processuale ha condizionato ampiamente l'opinione pubblica. Conoscere i documenti, le carte e anche gli audio che stiamo trasmettendo invece è assolutamente fondamentale per partire dalla realtà e non da quello che è stato raccontato, perché certo, questo è un po' lo scopo, il fine, che è un fine di pubblica utilità poi alla fin fine, di queste trasmissioni che riprendiamo oggi, proponendo peraltro un passaggio chiave di giorni assolutamente centrali in tutta questa storia, cioè tra l'8 di gennaio e il 10 di gennaio del 2007, quando vengono arrestati sostanzialmente Olindo Romano e Rosa Bazzi, e poi il tutto culminerà nella giornata del 10 con le confessioni che abbiamo documentato più volte, ma avete riassunto anche nel vostro lavoro di difesa, lei, l'avvocato Bordon, l'avvocato Pacia a suo tempo, e sono l'avvocato D'Ascola e l'avvocato D'Ascola, sì, con confessioni che sono caratterizzate da una quantità spropositata di cose che non tornano, di errori veri e propri, di non so, di non ricordo, che abbiamo anche sentito peraltro nella giornata del 10. Però adesso, prima di passare agli audio, io vorrei brevemente riassumere appunto queste due giornate. L'8 gennaio è il giorno dell'arresto, ci sono i primi interrogatori e quel giorno, l'8 gennaio, sia Olindo Romano che Rosa Bazzi danno una versione perfettamente identica di quello che è stata la giornata della strage, no? Quello che hanno fatto fino alla sera della strage e dopo, tornando a casa. E in questo caso abbiamo notato le versioni sono esattamente coincidenti, quelle sì esattamente sovrapponibili, come poi dirà invece il verdetto di primo grado a proposito delle confessioni, che però sovrapponibili non sono proprio per niente, come abbiamo ascoltato. L'8 di gennaio dunque c'è questa presa di posizione chiara da parte di Rosa Bazzi e di Olindo Romano e c'è questo racconto completamente coincidente fra marito e moglie di quello che hanno fatto quella giornata, perché quello gli chiedono gli inquirenti, di ripercorrere quello che hanno fatto in quella giornata, per poi dire non è vero perché noi abbiamo la confessione, abbiamo le carte che dimostrano che non è andata così. Fra l'8 e il 10 di gennaio però si colloca un altro snodo essenziale di questa vicenda, cioè l'incontro in carcere fra Olindo Romano e due carabinieri, uno dei quali va senza, diciamo, un mandato, no? Il mandato sarebbe quello per l'altro carabiniere, quello di prendere le impronte digitali. In realtà poi si scoprirà che questi carabinieri si trattengono per tutta la giornata, un tempo molto abbondante, sì, e seguono anche le confessioni, sono presenti anche alle confessioni, durante le confessioni del 10 di gennaio. Saranno presenti anche durante la fase delle confessioni. E il messaggio che viene sostanzialmente dato a Olindo Romano è il messaggio del quale lui poi rende partecipe la moglie, glielo dice: mi hanno detto in sostanza che se parlo tu vai fuori. Sì, no? Ma lì, diciamo, poi mettendo i tasselli insieme, chiaramente con il senno di poi, mi aveva particolarmente colpito, ma prima di assumere la difesa, una trasmissione Matrix alla quale aveva partecipato uno dei due carabinieri che nel frattempo era andato in pensione. E diciamo, aveva in un certo senso contribuito quella trasmissione in generale, quindi nell'opinione pubblica, la convinzione che
questo diciamo, contatto con questo carabiniere, con uno dei due carabinieri, fosse avvenuto e dovuto per diciamo, la passione comune per i camper e i canarini. Quindi si è sempre parlato anche in quella trasmissione che in quella fase lì, allora quando si sono visti prima della confessione, avessero parlato soltanto di camper e di canarini. Ecco, questo è il concetto che è stato fatto passare, però ci ha tenuto a dire in trasmissione anche il carabiniere che in ogni caso poi Olindo lo volle, e in effetti così è, durante la sua confessione. Ecco, poi successivamente si è saputo, diciamo, che in realtà volle la tra presenza un di questo canarino carabiniere e un camper si parlava della strage di Erba, e si parlò della strage di Erba non in presenza dei magistrati per circa 3-4 ore, e successivamente, guarda caso, volle la presenza di quel carabiniere che aveva affrontato l'argomento strage di Erba, che aveva detto ad Olindo che c'era il rito abbreviato, c'erano le attenuanti generiche e quant'altro. Ecco, e non tanto perché magari bisognava parlare di canarini e di camper, quanto perché, diciamo, probabilmente Olindo pensava che aveva una sorta di garante, un amico. certo. No, ecco. Lo vede in una funzione di garanzia, diciamo, quel carabiniere, no. E infatti lo vuole mentre lo vuole durante il suo interrogatorio, sì. E questo avviene nella giornata del 10 di gennaio. Abbiamo ascoltato la prima, diciamo così, versione dei fatti del 10 di gennaio, nella quale peraltro, dopo aver parlato drammaticamente con sua moglie, averla messa al corrente di questa sua, inizialmente è un'ipotesi, cioè lui ci sta pensando e dice alla moglie: sto pensando di fare così, perché i magistrati, i carabinieri mi hanno detto così, se io parlo tu esci, è la sua convinzione, no? Che poi, come abbiamo detto, verrà ribaltata dalla moglie nel momento in cui Rosa Bazzi dice al marito: ma come? Cioè tu non puoi raccontare quello che non abbiamo fatto, perché non abbiamo fatto niente, come mai ti è saltata questa idea in testa? Se è così difficile per te rimanere qui? E lui dice sì. Allora la moglie, diciamo così, si fa una convinzione chiara, cioè il marito Olindo Romano in carcere ci sta male, lei si sente più forte, ribalta quello che ha appena ascoltato e dice: se parlo io allora esce lui. E la confessione praticamente inizierà così. Abbiamo sentito la confessione di Rosa inizialmente, che insomma, definire la confessione è qualcosa di incredibile, perché perfino i magistrati che la interrogano si rendono conto che questa versione non sta in piedi, non sta da nessuna parte, e abbiamo ascoltato appunto il colloquio che negli atti è segnato alle ore 15:25 con i magistrati da parte di Rosa Bazzi, che si accinge, diciamo così, a dire: sono stata io, mio marito non voleva, lui ha bruciato solamente, e poi racconta una serie di cose che non hanno alcun riscontro e alcuna attinenza con la scena del delitto, per come è stata poi analizzata e per quello che realmente, diciamo, è stato reperito sulla scena del delitto e i fatti per come li ha raccontati la scena del delitto. Quindi non c'è nessuna possibilità di sovrapporre, diciamo, neanche non solo il racconto di Rosa con la realtà, ma tantomeno, come vedremo adesso, con quello del marito, perché in quel giorno, e qui agli atti è segnata alle ore 16, poi Olindo Romano ritorna di nuovo davanti ai magistrati. Abbiamo sentito prima l'interrogatorio, diciamo, delle 14:45, così è segnato agli atti, nel quale peraltro Olindo non parte subito con l'idea, diciamo, è ancora dubbioso tutto sommato se fare o non fare questa famosa confessione, perché se la fa solo per vedere sua moglie, questo dice chiaramente ai magistrati, e la fa nell'illusione, diciamo, di poterne ottenere un beneficio per la moglie, moglie che, focalizziamo ancora questo punto che non è secondario, viene arrestata nel momento in cui cioè perché solo è la moglie di Olindo Romano, su di lei non c'è nulla, non c'è alcun riconoscimento da parte del sopravvissuto, il signor Frigerio, non c'è nient'altro. Niente. Quindi viene arrestata però, e qui si innesca quella dinamica, diciamo, che dicevamo prima, che vede ciascuno dei due cercare il bene dell'altro in una situazione compromessa e difficile, perché quello i magistrati glielo dicono subito: voi di qui non uscite più, lo dicono a ciascuno dei due. Un colloquio, quello appunto di Olindo, alle 14:45 si conclude così: convinca sua moglie, viene trasferita basta, sua moglie viene trasferita di carcere da un'altra parte, lei non la vede più. E poi segue, diciamo, quella
confessione, chiamiamola così, di Rosa, prima versione. Dopodiché arriviamo alle ore 14 ed è il documento che iniziamo a sentire oggi, quando Olindo Romano ritorna davanti ai magistrati. Lei, avvocato, mi corregga e integri, Sì. diciamo, questi passaggi eventualmente, che io ho cercato di riassumere a beneficio di chi ci sta ascoltando. Allora, alle ore 16 di quel 10 di gennaio, Olindo Romano torna davanti ai magistrati e la conversazione, diciamo, in interrogatorio inizia così. Tra l'altro, abbiamo notato anche un'altra cosa, io mi sono permesso di farlo, perché da fuori, diciamo, da osservatore, un'altra cosa che mi pare evidente, c'è un atteggiamento di sudditanza, diciamo, chiara da parte dell'avvocato d'ufficio difensore dell'epoca nei confronti dei pubblici ministeri. In alcuni passaggi questa cosa è chiarissima. L'avvocato addirittura, diciamo, dice no, io non voleva il cliente Olindo, diciamo, il suo assistito vuole parlare con lui, i magistrati sembrano un pochino, diciamo, non tanto dell'idea, e allora l'avvocato si tira indietro subito e dice no, io non ho detto niente, va bene così. Cioè, c'è uno squilibrio evidente in questi interrogatori che viene fuori. Sì, ma l'ha detto anche lo stesso avvocato d'ufficio quando è stato intervistato all'epoca da Corrias, che lo riporta su quel libro che fece all'inizio Corrias, lo stesso avvocato che dice è come sembrava di giocare una partita 10 contro 1, quindi che ci sia stata una sorta di come posso dire, scompenso marcato di forze, questo è fuori di dubbio, insomma, no? E magari quello che lei ha notato discende proprio da questo, dalla pressione psicologica, dall'atmosfera che si era venuta a creare quella giornata lì nell'ambito dell'istituto penitenziario, insomma, no? Ecco, il colloquio che adesso ascoltiamo era preceduto dall'interrogatorio di Rosa Bazzi, che si conclude con questa frase rivolta da Rosa Bazzi ai magistrati: non fategli del male all'Olindo, lui non ce la fa a stare qui dentro, che è esattamente quello che lei ha percepito, ha capito dal breve colloquio che fanno fare con Olindo. Sì, perché al terzo giorno, il 10 di gennaio, dopo l'isolamento, li fanno trovare per 5 minuti. Per 5 ed è quel minuti, drammatico colloquio che abbiamo sentito, che abbiamo già sentito in ascoltato. precedenza, dove sostanzialmente prima di confessare i due coniugi la sconfessano questa confessione, cioè dicono non siamo stati noi, di fatto dice Rosa D'Olindo: per quale motivo vuoi confessare una cosa che non hai fatto, ma ti pesa così tanto stare in carcere? Ecco che se lo colleghiamo adesso a quello che sentiremo, non torturate L'Olindo, perché insomma lui soffre sostanzialmente a stare qui dentro, insomma soffre in questa condizione, e allora diciamo ecco spiegato anche l'intervento reciproco dei due coniugi. Per l'uno Rosa cercherà di tutelare Olindo e cercherà di toglierlo da questa situazione. Olindo, come già detto in quel colloquio a Rosa, farà altrettanto e proverà a rimandarla, a rispedirla a casa. Certo, a noi sembra una cosa inconcepibile, assurda, no? Che uno si accinga a confessare una strage perché semplicemente vuole tutelare il coniuge, l'altra persona. Ma a noi ci sembra una cosa inconcepibile, però il problema qual è? Che in effetti anche quelle che sono state date, le notizie che sono state fornite, e così è, cioè non c'è nessuno si è azzardato di dire è un bluff, è un qualcosa. Olindo era convinto pure che ci fosse la possibilità della cella matrimoniale. Ecco, stiamo parlando di due persone sostanzialmente che pensavano che ci fosse la possibilità in carcere, visto che erano marito e moglie, di avere la cella matrimoniale. Olindo pensava di dividere le pene. Ecco, perfetto, di dividere le pene in due, perché se uno aveva commesso una cosa in due, allora si deve dividere la pena in due. Quindi erano queste le condizioni semplici di persone semplici, ecco, no? E con una enorme fiducia verso chi ha una divisa. Con un'enorme fiducia, certo, verso chi ha una divisa o ricopre una carica istituzionale. Diciamo. Io cito soltanto. È in questo contesto che si deve porre naturalmente la cosiddetta ingenuità. Ecco, sì. No. Cito solo le parole finali di Rosa Bazzi che precedono poi quello che ascolteremo, cioè il successivo interrogatorio di Olindo Romano alle ore 16. Posso chiederle una cosa, dice Rosa Bazzi al pubblico ministero, il quale peraltro insieme ai colleghi ha espresso parecchie perplessità, perfino lui, su quello che Rosa ha raccontato, perché la frase precedente, il PM dice, ma insomma, c'è una bella parte di quello che lei ha detto che non sta in piedi, dice il pubblico ministero. Però la preoccupazione di Rosa è un'altra. Posso chiederle una cosa, dice al magistrato, non fategli del male all'Olindo. Lui non c'entra, Olindo, lui non ce la fa a stare qua dentro, sono sicura che fa qualcosa. Cioè, come dire, questo si toglie la vita, fa un gesto spropositato.
Poi lo perdo per sempre, dice Rosa a un certo punto. Devo trovare un modo per prendere io la colpa, dice esplicitamente Rosa al termine del colloquio. E non torturate Olindo, vi prego, la prego mi aiuti, dice al magistrato, non gli faccia del male a Olindo, lo lasci andare. Queste sono le ultime parole. E dopodiché torna davanti ai magistrati Olindo Romano. Dopo la pubblicità iniziamo da lì. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Pentadent sostiene la prevenzione. Questo mese il check-up completo non ti costa nulla. Vieni a trovarci, visita eventuale panoramica e il piano di cure sono eseguiti con la massima professionalità e se la tua bocca lo necessita, potrai effettuare anche una visita specialistica con un nostro ortodontista e implantologo. Scarica subito il coupon prevenzione dal sito pentadent.it o chiama l'800 700 860 800 700 860. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Allora, rieccoci qua in diretta. Io vorrei riproporre gli ultimi 3 minuti e mezzo di quella conversazione che ho appena citato, che ho appena riassunto. Lo sentiamo dalla viva voce di Rosa Bazzi, come si conclude quella che a tutti gli effetti è stata definita una confessione, no? Quindi una prima versione della confessione. Si concludeva così. E poi sentiamo invece Olindo alle ore 16, subito dopo Rosa Bazzi. Tutto qui. Allora. Va bene signora, si riposi 10 minuti. Posso chiedere una cosa? Sì. Non fategli del male a Olindo. Guardi signora, Sì, non facciamo nessuno. noi non facciamo del male a nessuno. Vedi, noi facciamo un lavoro che lei sa bene qual è, quello che fanno i carabinieri, quello che fa la polizia. Interveniamo quando le cose tra le persone vanno male. Ma Come tra perché lei non e la avete signora. fatto quando noi... L'abbiamo fatto, signora, ci sono stati dei processi, ci sono state... Ma ho avuto anche togliere però la denuncia quando io avevo ragione, perché lui mi minacciava. Ho capito, però vede, alle minacce, alle ingiurie, alle botte, si risponde con le denunce, con le querele. Poi per carità, magari non la soddisfavano, però quella era la via, no? Capisce? E quindi noi adesso non è che ne stiamo facendo del male, Lei poi parlerà col suo avvocato, il suo avvocato le spiegherà che Non noi... c'entra Olindo. Senta signora, abbia pazienza, non raggiunge il suo scopo così, si fa solo del male a lei e fa solo del male anche a suo marito. E così crea una gran confusione in cui tutti siete sulla stessa barca, come si suol dire. Non pensi che così lei riesce a salvare il suo marito e... Io mi rendo conto che lei è legata al suo marito. Da morire. Lei siete molto legati. Però, Lui non ce la fa stare qui dentro. Io sono sicura che fa qualche cosa. Ma non Dopo perdo per sempre. Senta signora, nessuno ce la fa stare qua dentro. E tutti quelli che entrano qua dentro in qualche modo sono persi, ma lei è già persa dopo quello che ha fatto. Capisci? Deve trovare solo un modo per prendere io la colpa. No. Per stare meno peggio. Ecco, esatto. Magari anche solo interiormente, perché lei non può uscire di qua, neanche suo marito. Capisce? Però se vuol provare almeno a dormire la notte e non piangere dal mattino alla sera come lei adesso incomincia a fare, deve raccontarci la verità. Metà l'ha già detto. Non ce la fa a dirla perché ha paura che suo marito magari possa andare peggio. Ma guardi signora che come abbiamo... Suo marito ha lo stesso problema. Lui le vorrebbe dire tutta la verità, ma ha paura per lei, perché dice poi magari mia moglie soffre troppo qua dentro.
E invece forse dicendo la verità è il modo per soffrire di meno qua dentro. Spiegarmi. Voi fatemi le domande e io... Adesso facciamo una cosa, signora, ci faccia un attimo riflettere anche a noi. Lei adesso si riposa e poi, casomai, se abbiamo dei chiarimenti da chiedere, glieli chiediamo, va bene? Non torturate Olindo, vi prego. Ma chi lo tortura? L'abbiamo torturata, no, signora. E allora nemmeno Olindo. Facciamo tutto alla presenza dell'avvocato. Mi fido di lei. Che si chiama avvocato. Lei sa che l'avvocato non perdona gli sbagli dei magistrati. È qui apposta a controllare che le cose vengano fatte per mi aiuti, non gli faccio del male a Olindo. Nessuno fa del male a Olindo. Nessuno. Le stesse cose. Lo lascio andare. Signora, vada via. Parlate adesso andiamo a dare modo che sì. E vada di là. Venga. Vabbè, facciamo una pausa tu. Venga, dice l'avvocato e si finisce lì. Però io non credo che necessiti commento, perché qualsiasi persona dotata della facoltà della logica e della ragione elementari ha capito a cosa siamo davanti, anche da questo modo con cui si conclude quella che è la prima versione delle confessioni cosiddette. Più chiaro di così non può essere, tant'è vero che anche i magistrati mi pare capiscano perfettamente qual è la dinamica psicologica tra le due persone, no? E anche suo marito ha questa preoccupazione per lei ha preoccupazione del suo marito, ecco. Certo, l'analizzano e la valutano in modo inverso, certo, probabilmente rispetto a quello che avrebbe dovuto essere l'esatta valutazione. Però insomma non fategli del male, lo lasci andare, non torturatelo, è la preoccupazione numero uno. E c'è un'altra preoccupazione, devo trovare il modo per prendere io la colpa. Ma siccome io sta cosa non la so raccontare, perché anche questo viene fuori in maniera molto chiara. Fatemi voi le domande e io dico soltanto sì, no. Poi succederà anche altro, succederà che invece non solo si fanno le domande e questa dice sì, no, la persona interrogata, diciamo, ma viene anche messa in grado di capire cosa ha detto l'altra persona, per poter fare la sovrapposizione fra le confessioni, no? Sì. Che non so se sia una prassi, diciamo, tanto... Vede, e cioè noi qui siamo in presenza di anomalie di un certo... di fatto noi abbiamo, tecnicamente, al di là di tutto, noi abbiamo un unico avvocato che assiste due persone che inevitabilmente, da un certo momento in poi, quando decideranno di, chiamiamole confessioni, di confessare, dovranno coinvolgere l'altro, no? Necessariamente, ed è palese, intuitivo, evidente. È ovvio che c'è un'incompatibilità grande quanto una casa per un avvocato che da un lato deve difendere la posizione dell'uno, ma di una persona che andrà ad accusare un'altra persona, perché quello dovranno fare e faranno poi alla fine. Quindi anche lì, diciamo, le anomalie di carattere tecnico sono evidenti, tant'è vero che lo stesso giudice dell'udienza preliminare ha detto che c'è stata una violazione dei diritti della difesa, no? Anche se è una nullità, si dice tecnicamente, di carattere relativo che doveva essere eccepita in precedenza. Ecco, però anche il materiale, chiamiamolo materiale, è stato confezionato in violazione di alcune regole fondamentali, no? E questo certe volte, vede, uno parla di forma, certe volte uno pensa, ma per quale motivo dovremmo far rispettare la forma? Certamente alcune volte, non sempre, ma serve ad evitare determinate storture, ad evitare a questi paradossi, insomma, arrivare a questi paradossi, no? Sì, insomma, la forma non è semplicemente forma, diventa sostanza. Diventa sostanza, perché certamente ci fossero stati probabilmente due avvocati da un certo momento in poi questo lavoro si sarebbe fermato, si sarebbe arrestato, probabilmente non ci sarebbero le confessioni. Comunque, il colloquio, la prima, diciamo così, confessione, tra virgolette, si chiude così. Sì. E tocca subito dopo a Olindo Romano. E noi ritorniamo a questo passaggio. 10 gennaio, ore 16, dopo il colloquio che abbiamo appena sentito si è concluso in quel modo, torna Olindo Romano davanti ai magistrati, sempre con il carabiniere, diciamo così, di cui si fida di più. Sì. Mettiamola così, con quello con cui ha parlato prima dell'inizio delle famose confessioni, ricevendone quelle due certezze là, sconti di pena per lui se parla, e lui prospetta addirittura, si figura
la libertà per sua moglie. Sì. Così tu esci, però lei dice in quel colloquio che avevamo sentito, che abbiamo richiamato prima, ma io cosa riesco a fare senza di te? Mi butto sotto un treno. No? Comunque siamo alle 16 del 10 di gennaio. Sì. Con calma. Diamo atto che facciamo sempre riferimento, stiamo riprendendo il verbale di poco prima, ma facciamo sempre riferimento ai reati contestati nel decreto di fermo, agli elementi di prova indicati nel decreto di fermo, all'ulteriore elemento di prova contenuto nell'odierna comunicazione della medicina legale di Pavia relativa al sangue di Frigerio Mario sull'autovettura e all'elemento recentissimo delle dichiarazioni di Bazzi e Rosangela di pochi minuti fa, di cui diamo atto che il signor Romano Lindo ha sentito i primi 2 minuti, diciamo, di conversazione, per sincerarsi che quella era la voce della moglie. Come sempre lei ha la facoltà di non rispondere, se non risponde il processo continua, se risponde quello che dice andrà a suo favore se è a suo favore, contro se è contro, se parla di responsabilità di terzi, su queste non potrà più non rispondere. No, non ci sono terzi. Allora ci dica, ha detto adesso vi dico la mia verità, ci dica la sua verità. Non posso pensarci qualche giorno, no. Proprio le posso dare un consiglio, signor Romano. La butti fuori. Dopo preciserà, magari dirà guardate, ci ho pensato meglio, su una cosa sono stato impreciso, mi ricordavo male, si terrà conto di tutto. Se ci pensa alcuni giorni, cosa cambia? Questo verbale di sua moglie resta. Lo stava dicendo adesso, vi dico la mia verità, ci dica questa sua verità. Non lo so. È vero quello che ha detto sua moglie, che lei non voleva? No, non è vero. No, quello che ha detto mia moglie non è vero. Beh, niente, guardi, è troppo. Perché le stavo dicendo, noi ovviamente non le possiamo dire il contenuto di quello che ha detto sua moglie, però fino ad ora bugie non gliene abbiamo dette, signor Romano. Sua moglie ha detto particolari che solo chi è stato lì dentro poteva sapere. Lì dentro quel giorno, non lì dentro così. E quindi può darsi che abbia detto delle imprecisioni, può darsi che abbia voluto darsi forse più colpe di quante ne ha, non lo so, forse di meno, però ecco, allora proprio per questo è importante che lei ci dica la sua. Non lo so. Allora, siete saliti in questa benedetta casa quella sera. Senta, posso fare una domanda che non c'entra niente con tutto questo? Chi è che vi dava più fastidio? La moglie o il marito? La moglie. Più del marito? Sì. Cosa faceva? Di tutto e di più, rumori, dispetti, tutto. Cioè, che rumori, che dispetti? Si alzava alle 5 di mattina, per 10-15 minuti faceva casino, ti buttava giù dal letto, poi lei se ne andava a dormire. E lei si svegliava? Per forza. Anche sua moglie? Poi io alle 5 dovevo andare a lavorare, tante volte anche prima di quando andavo a lavorare o la domenica ti buttava giù dal letto così. Era una cosa atroce per quello. Tutti i giorni? Allora, spesso e volentieri. Mia moglie la buttava giù dal letto, si può dire, tutti i giorni. Se io ero già andato via prima che lei si alzava per dire alle 6 di mattina, mia moglie era in piedi sempre alle 6 di mattina. Per i rumori? Per i rumori. Ma perché rientravano tardi? No, perché stava su lei a fare casino, non so perché. Per me lo faceva apposta. No? Lo faceva apposta? Perché sì. Ma cosa vuol dire casino? Cioè, cosa faceva? Rumori molesti. Picchiava sul pavimento, sbatteva i caloriferi, usciva sul balcone per dire, muoveva i bidoni della pattumiera, pim, pum, pam, ne combinava di tutti i colori. Sotto non ci potevi stare, dovevi alzarti per forza. E questo succedeva anche la domenica, non è che succedeva solo settimana. Magari non tutte le domeniche, però succede anche la domenica. Se ti lasciava dormire fino alle 8 era tanto. Quindi anche in piena notte? Sì, anche in piena notte si alzava e ti buttava giù dal letto. E anche lui? Lui invece ti buttava giù quando entrava in casa perché non aveva né modi né maniere. Lui entrava in casa, pim, pum, pam, magari andava a dormire,
ti svegliava, poi dopo me lui dormiva. Avete provato di dirglielo a parlare? Sì, ho parlato anche col padre, anche con la madre, niente, ho provato a chiedergli all'amministratore, venga giù anche a sentire, venga giù a vedere, abbiamo chiamato anche i carabinieri, tutto. Questo problema qui non si è mai risolto. Senta, quei litigi come era sempre per i rumori? Per i litigi erano sempre solo per i rumori, o la roba che gettava dalle finestre o quelle cose lì. Ma da quanto tempo avanti questo? Da 6 anni. Da 6 anni. Quindi anche prima che anche prima che arrivasse il marito, Raffaella si sposasse. L'unica differenza è che prima che arrivava il marito lei lo faceva i dispetti, ma come si può dire? Non con cattiveria, così ridendo, scherzando, come se volesse farti. Poi quando è arrivato il marito, dopo un po' li faceva da cattiveria, si era come incattivita. Cioè mi racconti qualche episodio, qualche cosa che ti è rimasto impresso particolarmente? Io eri di fuori di casa, per dire, la sera bello fresco, lei era su con la canna dell'acqua che bagnava i fiori, no? E ti bagnava anche te automaticamente che eri di sotto. E la vostra porta è proprio sotto il terrazzino. Sì. Finché non c'era il marito, lei diceva: oh, scusa, ma così dolcemente, com'è che si può dire, gentilmente, no? Come se ti prendesse un po' per il culo, però te lo diceva in una maniera che lo riuscivi anche a accettare, anche se ti dava fastidio la mandare da via il culo. Dopo che è arrivato il marito faceva sempre le stesse cose, ma te lo diceva in maniera più cattiva, forse magari si sentiva protetta, non lo so bene come. Perché il marito gli dava manforte, esatto, al posto di non fare così che dai fastidio, dava fastidio anche lui. Ma l'hanno minacciata qualche volta? Chi? A lei o a sua moglie? Mia moglie l'avevano aggredita 2 anni fa, lei e il marito. Come, in che termini? Stava uscendo di casa dal cortile opposto per andare allo shopper, se li è trovati là tutti e due, l'avevano anche picchiata, però l'avevano anche picchiata. Da quella volta lì non ci siamo più parlati, da quella volta lì. Quindi era una insomma, sì, è sempre peggio. Perché l'avevano picchiata? C'era un motivo per picchiare? Perché mia moglie praticamente quella mattina lì o il giorno prima gli aveva detto di non fare casino, loro l'hanno fermata sotto là e gli ha detto: adesso finiscila di romperci le balle che in casa nostra facciamo quello che vogliamo. Però fino a un certo punto, perché sotto c'è gente, perché non davano fastidio solo a noi, davano fastidio anche agli altri vicini. Ma tra di loro litigavano pure? Poi quando litigavano tra di loro in casa non ci stavi, quando litigavano oltretutto tra di loro. Ma litigavano a parole o si menavano? Parole, tante volte si sono anche picchiati. E il bambino faceva rumore anche il bambino? No, il bambino non è che si sentiva particolarmente, diciamo, il bambino, perché arrivava la sera, andava a letto, la mattina poi io non c'ero, però poi lo portava via la mamma di lei. Il bambino non è che si sentiva particolarmente. Al massimo se si sentiva correre sul corridoio, ma un bambino è accettabile, non è che. Ma avete fatto degli incontri, avete provato a parlare? Sì, ho provato a parlarne anche col padre, anche con la madre, così, ma non c'è mai stato niente da fare, gli davano ragione sempre alla figlia. Anche quando c'erano avvocati di mezzo con cui si poteva magari tentare di mettere a posto le cose? Quando c'erano gli avvocati di mezzo praticamente è andata a finire che noi avevamo fatto una querela quando l'hanno aggredita, poi lei ne ha fatto un'altra perché io avevo insultato suo padre, niente, poi abbiamo visto che non si arrivava a un dunque, ognuno ha ritirato la sua, è morta lì. Adesso ne avevamo un'altra 2 giorni dopo che è successo il fatto di querela. Sì. Anche quella volta lì cosa è successo? Era l'anno scorso, il mese di dicembre, che c'era giù un po' di neve. Mia moglie è uscita a mettere i tappeti, i cuscini che mette sempre. Questa era sul balcone che faceva casino, deve averla insultata, non mi ricordo più cosa gli ha detto, a parte che io ero in casa. E questa cosa ha fatto? È scesa, è arrivata giù, ha preso per aria, stendivi, sedie, che quasi mi arrivano là anche sulla macchina. Mia moglie è andata là per fermarla e se le stavano dando, perché poi mia moglie è più piccola, le prende. Dopo sono intervenuto io a separarle, questa è scivolata sulla neve, no, non si è fatta niente perché si è rialzata subito. Per me e mia moglie la storia era morta lì, finita lì, non c'era nessun problema. Questo invece mi ha denunciato e dovevamo andare a fare la causa, per dire. Avete chiamato i carabinieri anche qualche volta, no? Avvocato, questo è l'episodio che secondo poi invece la stampa, come ce l'hanno raccontata, sarebbe stato un detonatore, diciamo, della strage. Il detonatore, il fatto che ci fosse l'udienza davanti al giudice di pace qualche giorno dopo. Qui chiaramente un movente povero, perché peraltro ma è lo stesso Lindo che lo racconta come un fatto, direi. Sì, di rutinario, di routine, anche perché già c'erano state delle denunce, delle querele reciproche che avevano rimesso. Ecco. In questa fase lui ci tiene a fare questa sorta di distinzione tra il prima di Raffaella e il dopo, cioè che magari
lo prendevi scherzava, utilizza questo termine, scherzava, perché in effetti Olindo era il classico personaggio con il quale scherzare, cioè magari prenderli un po' in giro, no? Quindi certamente non è che c'era all'epoca, e mai c'è stata quella paura di questo personaggio qui, tant'è vero che poi a processi è anche emerso che molto spesso si scherzava anche tra gli amici dicendo non fate rumore altrimenti chiamo l'Olindo, ecco, quindi vi era una prima fase scherzosa, da presa in giro, quasi goliardica, ecco, possiamo dire. Una seconda fase, dice lui, poi questo scherzo diventa un po' più cattivo, ecco, sì, un po' più cattivo. Però ecco, è in quest'ambito certamente che diciamo sono maturati dei rapporti che difficilmente, così come erano anche nel tempo, come si erano cristallizzati nel tempo, potevano sfociare in quello che poi c'è stato. Ecco, c'è anche da aggiungere un elemento. Qui c'è Olindo che ha deciso che deve confessare, perché sostanzialmente gli è stata fatta sentire una parte della moglie che a sua volta, dicono i magistrati, si sarebbe presa delle colpe. Ecco, allora qui tocca a lui cercare di risolvere la situazione. Non è vero niente, dice a proposito della moglie, non è vero niente quello che ha detto mia moglie. Mia moglie non è vero niente, lei non c'entra niente, e quindi... Però continua anche a dire non lo so. All'inizio esordisce con non lo so. Sta cercando una storia che sia credibile, plausibile, da raccontare, e visto come sono messe le cose, perché sua moglie, così dicono i magistrati, avrebbe già diciamo fatto delle ammissioni, e quindi spetta a lui adesso togliere le castagne dal fuoco. In questo contesto inserisce questa storia, una storia poi peraltro dicevo dove nell'ultima fase le liti erano precedenti, ma nell'ultima fase non c'erano più questi problemi dei rumori, perché oltretutto è emerso che la casa era stata proprio per i rumori insonorizzata, e quindi insomma quei fastidi che prima c'erano non c'erano più. Senza poi, ecco, un'altra cosa, Olindo non lo dirà, non so se lo dice, ma Olindo certamente aveva e ha dei problemi con l'udito, cioè i rumori non li sente, insomma, sostanzialmente. Ecco. Continuiamo, siamo sempre il 10 di gennaio, ore 16 è segnato negli atti processuali. Qualche volta? Sì, abbiamo anche chiamato i carabinieri quando litigavano e tutto, non è che... Anche i vigili? Anche i vigili, sì. Sentono sempre per i rumori? Sempre, solo per il rumore, perché il resto non ci ne fregava niente, ma cosa faceva? Senta, lei si alza alle 5, ma adesso, no? 4 meno da 5. Ma quindi non riusciva a dormire? Ma lei stava su fino alle 2 alle 3 e a fare i casini. La notte dormiva poco, se dormiva 3 ore dormiva tanto. E lei quanto dormiva per notte? Quello che mi lasciava dormire. Più o meno quanto? Adesso facendo così a spanne? Non lo so, tante volte mettevo le cuffie, tante volte andavo sul divano, tante volte andavo sul camper dove potevo riuscire a dormire. Ha dormito qualche volta sul camper? Sì, per i rumori? Per i rumori, sì. Senta, sua moglie ha parlato anche di qualche gestaccio, diciamo, di questo, soprattutto di lui. Gestaccio? Gestaccio, di mancanza di rispetto anche nei confronti suoi, proprio di lei, di sua moglie. Lei ne sa qualcosa? Sì, qualche cosa così sommariamente, tipo quando arrivavo ai suoi amici che loro parlavano sempre in arabo, ma quando volevano farsi sentire parlavano in italiano e gli dicevano stai tranquilla che qualche giorno prima o poi ti scopiamo, battute di quel genere di fastidiose. Sì, quelle gliele facevano. Cose volgari, volgari. Ma non ci sono mai state vie di fatto, diciamo, cioè mani addosso? No, a parte quell'aggredimento là, no. No, dicevo mani addosso nel senso che lei ha appena detto, cioè allungare le mani sulla sinistra. No, che io sappia no. No. Questo anche negli ultimi tempi? Sì, non succedeva? Sì, succedeva meno frequentemente, ma succedeva anche negli ultimi tempi. Il casino quello c'era sempre. Quando non c'era casino perché lei non era in casa. Senta, sua moglie ci ha detto che aveva dei gran mal di testa. Sì, mia moglie penso che l'abbia preso proprio per lì il mal di testa. Noi eravamo in casa con lei col mal di testa che non ne poteva più, adesso insomma che faceva un casino infernale. Ma si curava sua moglie di questo mal di testa? Sì, prendeva qualche cosetta, adesso non so cosa prendeva, so che prendeva, però non gli passava, se lo teneva addosso per 2 o 3 giorni. Ma dico, era stata in visita con il medico?
era stata da un medico per queste cose. Ma questa cosa qui non è da tanto che ce l'ha, sarà penso un annetto, forse qualcosa più di un anno, non lo so se poi è data dal medico, se gli ha dato qualche cosa, questo non lo so, perché mia moglie è una che di medicine tende di prenderne sempre poche, piuttosto si cura con le erbe, quelle cose lì. Senta, una cosa sola, questo fatto che tutti dicono e che anche a noi risulta che Raffaella rientrasse a casa tutti i giorni dal lavoro accompagnata dalla madre o assieme alla madre, è vero? Sì, fino a un certo punto sì, perché non veniva a casa sempre accompagnata dalla madre. Alcune volte la portava la madre, tante volte arrivava a piedi, o se no la lasciava giù qualcuno con la macchina fuori del cancello. Senta, e quella sera come è rientrata sola? No, quella sera è rientrata con la madre. Ha visto la macchina, rientravano in macchina, entravano nel cortile. Sì, entravano in cortile, sì. Ma davano fastidio anche con la macchina? Cioè, no, con la macchina no, loro entravano, davano nel suo posto, non davano fastidio. Sì, ok, sono entrati tutti e tre, mamma, nonna e bambino. Sì. No, sto dicendo, magari, non è che magari le prendevano il posto della macchina. No, mai, questo mai, no, questo mai. Quindi dove la lasciavano la macchina? Fuori sotto il suo box, sotto il suo pezzettino coperto. Quello con il gazebo? Sì, esatto. Quello di legno, vicino alla porta loro? Sì. Quindi quella sera erano arrivate insieme? Quella sera sì, sono arrivate insieme. Ma lei li ha visti arrivare e li ha visti sua moglie? No, mia moglie quella sera lì non era lì di fuori, ero lì di fuori che fumavo io. Loro sono arrivati tutti e tre, sono arrivati con la macchina del padre, non è arrivata con la sua Panda. Sono arrivati con la macchina del padre. Ricorda che macchina era? È una Lancia tipo vecchio. L'aveva già vista prima? Sì, qualche volta, non arrivava su disperso con la macchinetta, perché quando arrivava con la macchina lì arrivava il padre. Se no non arrivava mai la madre. Ma il padre veniva comunque a visitare questa... Sì, non di spesso, ma ogni tanto arrivava su, quando combinava qualche cosa il padre arrivava. Quindi arrivano una Lancia vecchio tipo. Sì. E invece l'altra macchina quando veniva la... È una Panda tipo nuovo, quelle Panda di tipo nuovo nero. Il colore, se si ricorda. Nera. A che ora arrivavano? E più o meno non c'era un orario fisso, diciamo che arrivavano dalle 7 alle 9, via, l'orario che arrivavano più o meno. E quella sera che ora sono arrivati? Quella sera di preciso non so a che ora sono arrivati, dico la verità, non lo so. Più o meno. Lei era lì che si fumava la sigaretta? Penso... Lei ha detto? Sì. E che ora era buio? Sì, no, era già buio. Era già buio. Sua moglie non la lascia fumare in casa, ma no, per il mal di testa. Sì, devo uscire per forza per fumare, a parte che non fumerei neanche in casa. So qualcosa anch'io. Quella sera lì praticamente sono arrivati verso... Adesso io non lo so di preciso, io penso che sia state verso le 8. Ok. Allora arrivano, parcheggia, guidava chi? La mamma, perché lei non c'ha la patente. Ok, guidava la mamma, scendono, entrano, e lei cosa fa? Dai, coraggio, Lindo. Non lo so. Allora, Schembri, qua inizia la catena, peraltro l'aveva detto all'inizio del colloquio, dei non lo so. Sì. Ce ne saranno tantissimi di non lo so nel corso di queste conversazioni, di questi interrogatori. Sì, racconta la storia di Massima, che quante sono le vittime, come sono rientrate, che macchina aveva, quello che tutti quanti potevano sapere all'interno della corte, che tutti quanti anche all'esterno della corte potevano sapere, perché chiaramente bastava leggere i giornali, a maggior ragione Lindo, che insomma era quasi di rimpettaio, insomma c'erano gli inquirenti, c'erano sostanzialmente il RIS che lavorava alacremente al caso, magari utilizzando anche Casa dei Romano, quindi insomma è chiaro che determinate notizie Olindo le conosce, ora però sta cercando in questa fase di mettere insieme, diciamo... il pubblico ministero gli chiede lei cosa fa e lui risponde non lo so. Non lo so, e cercherà di mettere insieme queste notizie e di attribuirsi determinate responsabilità e da qui in poi inizierà tutta una serie però di errori clamorosi, su circostanze estremamente importanti, nonostante abbia deciso di parlare, di confessare e quindi di collaborare in un certo senso, no? Sentiamo.
Non lo so. Devo continuare. Sì. Emilio. Senta, sua moglie dice che è salita prima lei. Ecco, vede, ci sono poi Devo continuare? questi input che È lui meglio? dà. Devo continuare, come se fosse a una recita teatrale. È meglio, cioè chiede a coloro i quali che l'accusano se è meglio che continui. Cioè si è fermato, sta per passare alla fase più cruenta, dice ma devo continuare, è meglio che io continui. Questi sono degli input che lui ha lanciato continuamente, che però nessuno, magari non c'era l'interesse a cogliere, insomma, che stava per incominciare una storia che in realtà lui non aveva certamente compiuto, ma che certamente doveva sostenere da lì in poi. No? Avvocato Schembri, lei con un assistito e in quella situazione, diciamo, adesso astraendo, Sì. facendo per quanto possibile astrazione dal nome di Olindo Romano, con una persona che è davanti ai magistrati, è stato arrestato 2 giorni prima, è accusato di una strage, continua a dire non lo so, chiede consiglio ai magistrati per sapere cosa fare, cosa è meglio, devo continuare, è meglio per me o no. Lei come avvocato cosa fa, tecnicamente parlando, se è il difensore di questa persona? Ma avrei fatto quello che ho fatto dopo, cioè sostanzialmente denunciare tutte queste anomalie, sostanzialmente, no? La violazione delle regole del codice di procedura penale, e quindi fossi stato lì avrei detto così non si può procedere, quindi stoppiamola qui, punto. Perché è anomalo, cioè Olindo aveva già detto quello che aveva dire l'8 gennaio, quella visita, avessi saputo della visita dei carabinieri, fossi stato lì, dice ma questi da dove sono spuntati? Cioè non mi avete fatto vedere il mio assistito e arrivano i carabinieri a vederlo loro, cioè voglio dire, non stanno né in cielo né in terra. È chiaro che queste considerazioni di buonsenso e non di legge un avvocato l'avrebbe dovute fare. Del resto gli stessi pubblici ministeri dicono che gli avvocati servono proprio per non perdonare gli errori ai pubblici ministeri, no? Beh, proseguiamo. Poi è entrato lui. No, mia moglie non c'entra. Invece non è vero, è entrato prima lei, giusto? Sono andato su io da solo. È andato su. Erano tutte e due insieme le donne? Mia moglie non c'entra niente, ho fatto tutto io, che è la versione, diciamo, di Olindo di quello che ha detto Rosa, no? Esattamente quello che voleva, che aveva detto Rosa prima. Ho fatto tutto io, mio marito non c'entra niente, lui poi casomai è venuto solo a bruciare qualcosa alla fine. Allora, voglio però specificare un punto. Cioè, se il mio assistito avesse deciso spontaneamente, molto ma molto spontaneamente, di fare delle dichiarazioni, io sarei stato muto, zitto e l'avrei assistito, no? Però se l'assistito, così come in questo caso, in un certo senso, già aveva reso delle dichiarazioni di innocenza 2 giorni prima, non aveva cercato lui i carabinieri, ma erano andati i carabinieri a cercare lui, non aveva visto un avvocato, e da un certo punto, così come gli è stato prospettato, gli viene prospettato tutta una serie di possibilità, di sconti di pena, e la possibilità eventuale che in un caso di dichiarazioni di un certo tipo magari poteva accadere che la moglie poteva in un certo senso uscire, allora lì certo uno avrebbe dovuto dire no, così non si procede, scusate, si è detto ha chiamato lui i magistrati. D'accordo, ha chiamato lui, è vero che poi a un certo punto dirà ai carabinieri chiamate i magistrati, però non è che quella mattina Olindo Romano si è svegliato in carcere, è andato in matricola dove solitamente va il detenuto e dice vorrei parlare, fare una domandina con i magistrati. Quella mattina Olindo Romano è stato visitato da 2 carabinieri e sono i carabinieri che chiamano i magistrati, no? Quindi non è Olindo Romano che telefona ai magistrati voglio confessare, no? E allora mettendo insieme queste 2 cose chiaramente un avvocato avrebbe dovuto dire ma scusate, ma che cosa stiamo facendo? O che cosa state facendo? Io ancora non ho neanche parlato con il mio assistito, c'è il divieto dei colloqui e qui c'è il mondo qui dentro che parla con il detenuto. Ecco, questo, diciamo, quelle sono delle anomalie, delle forti anomalie che hanno condizionato inevitabilmente l'intero caso.
Perché, questo è importante, e questo è importante sottolinearlo, perché se no sempre è passato Olindo Romano a un certo punto decide con Rosa Bazzi di confessare. Ma che cosa decide? Cioè decide così come stiamo sentendo noi. Lui sta in un non lo so e chiede consiglio. Non è che telefona e dice ho meditato in carcere e voglio confessare. No, ci sono dei passaggi che non si possono sottacere e che sono certamente fondamentali, no? Al di là di come uno la possa pensare, cioè innocenza, colpevolezza, ci sono dei passaggi oggettivi che non dovevano essere fatti e sono stati fatti. Per amore di giustizia, le dico, perché magari uno pensava così viene fuori la verità, acceleriamo e quant'altro, ma certamente non mi sembra che siano state rispettate le regole. Poi si può discutere tecnicamente, dire ma questa è una nullità relativa, è stata sanata o meno, ma le nullità ci sono state, cioè voglio dire, c'è delle cose che non dovevano essere fatte, che vengono sanzionate con, si dice, nullità assoluta o nullità relativa. In questo caso, se fosse stata assoluta non servivano queste confessioni. Relativa significa che uno o le eccepisce subito oppure decade. Ecco, però determinate cose sono state fatte e quindi è ovvio che le violazioni ci sono state, violazioni di articoli anche del codice di procedura penale, ecco, no? E naturalmente gli avvocati servono proprio a evitare che vengano commesse delle violazioni di questo tipo, ecco, oppure a sollevare queste problematiche qua, che certamente ci sono state. Ripeto, non è una confessione dove Olindo quella mattina del 10 dice decido di collaborare, chiamatevi i magistrati. No, è preceduta dall'ingresso dei carabinieri, i quali saranno i carabinieri a chiamare i magistrati. E gli stessi carabinieri diranno inizialmente di aver parlato, guarda un po', di uccellini e di camper, no? E poi successivamente, ma sollecitati alla difesa, che in realtà avevano parlato anche della strage di Erba. I carabinieri diranno da prima di essere stati 2 minuti il tempo utile. I carabinieri inizialmente diranno 2 minuti, poi questi 2 minuti a domande sempre la difesa diventeranno 8, poi 12, poi 1 ora, poi 3 e poi 4. E allora, quando le cose stanno così, anche l'interlocutore si accorge che in effetti non è del tutto ortodosso stare con il detenuto, perché non si può fare così tanto tempo, voglio dire, non si può fare, c'era un divieto addirittura dei colloqui con l'avvocato, ma poi il carcere, la polizia penitenziaria serve a questo, serve a dividere sostanzialmente il detenuto, l'indagato, quello che è in quel momento, con gli inquirenti, no? Cioè che per un determinato motivo possono eventualmente accedere, in questo caso parlo dei carabinieri, per esempio per prendere le impronte digitali, possono accedere all'istituto, ma fermandosi il tempo indispensabile per prendere le impronte, non colloquiare con i detenuti. Per ore. Questo è vietato, no? C'è un divieto assoluto. E introdurre, perché poi di fatto è andata così, e introdurre anche un argomento che diventerà il cardine del ragionamento, dei dubbi, del confrontarsi con se stesso e con la moglie da parte di Olindo Romano. Ma vede, quando lui recepisce il messaggio fondamentale... È chiaro che parte. Diciamo che cos'è? Introdurre un argomento. In realtà il carabiniere dice che l'ha introdotto Lindo l'argomento, è quasi un suggerimento amicale che viene dato al detenuto, perché c'era lì Olindo che diceva mia moglie non c'entra niente, mia moglie deve uscire da qua, e allora il carabiniere si è sentito in dovere di dire ma scusa, ma se tua moglie non c'entra niente significa che tu qualcosa c'entri, quindi ti suggerisco di chiamare i magistrati, di dire con tutta tranquillità che tua moglie non c'entra niente, no? Così lei se ne va magari a casa, no? E questo è il discorso, ma non è il compito del carabiniere quello, di fare l'amicone. Anzi, è vietato. È vietato, non è che uno entra in carcere e quella mattina non ha nulla da fare e siccome c'è un detenuto che dice quelle cose, ma quando mai? Quando mai si vedono queste cose? Però è passato come se fosse una cosa normale, fa l'amicone del detenuto, di colui il quale era accusato della strage di Erba. Ma già così, in questo disegno, ma c'è qualcosa che non va. Il carabiniere amico che parla poi degli uccellini e del camper.
No, ma è una cosa veramente, ma poi qua sono passate pure le favolette, diciamo tutto va bene perché purché siano questi colpevoli tutto è andato bene, d'accordo, però questo è avvenuto e diciamo le magagne sono state tante e non è la normalità. E meno male che questa non è la normalità, perché fosse così come è avvenuto qui, insomma, ci sarebbe veramente da preoccuparsi. Allora abbiamo 20 minuti. Io vorrei dedicare quest'ultima parte della trasmissione anche ad ascoltare eventualmente chi vuole intervenire con domande precise su quanto andiamo proponendo e su quello che abbiamo ascoltato oggi e nelle altre trasmissioni. Quindi chi vuole intervenire può farlo allo 02 66 20 35 29 oppure via SMS al numero 346 6427 756. Ripeto il numero per la diretta: 02 66 20 35 29, per gli SMS 346 6427 756 oppure la mail giulio.cainarca@radiopadania.net. Ecco, questo passaggio qui che lei ha sottolineato non è un passaggio formale, evidentemente, come dicevamo prima, è un passaggio sostanziale, perché in questo caso è il tipico caso in cui la regola non ha una valenza formale, ha una valenza sostanziale, ed è dimostrata anche dal fatto che quella idea lì che si forma nel colloquio con i carabinieri Olindo la fa diventare il cardine della sua azione successiva. E si confronta con se stesso, perché l'abbiamo sentito nei precedenti documenti, lui non è certo, cioè non va avanti come un treno su quella strada lì, si pone anche dei dubbi e dice ma non lo so, non mi conviene, e dice pure ma questa è la cosa migliore a un certo punto, e si confronta con la moglie anche, no? Poi addirittura di nuovo ai magistrati dirà ma quel pomeriggio del 10, diciamo il giorno delle confessioni, dice lui stesso, l'abbiamo sentito poco fa, devo continuare, è meglio per me, cioè consigliatemi voi, perché evidentemente si trova sprovvisto di strumenti per valutare fino in fondo quello che sta facendo, e ha recepito comunque un suggerimento dei carabinieri fatto in precedenza. Nel contempo però nel brevissimo colloquio con la moglie ha anche recepito lo sbigottimento di questa donna che dice ma com'è che tu confessi quello che noi non abbiamo fatto? E lui dice lo so che non l'abbiamo fatto, però così tagliamo le gambe al toro. Questo è il minore dei mali, mi sembra. È il minore dei mali. 2 telefonate, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei Giulio, buongiorno, sono Mario. Ogni tanto la sento quando si può per la storia appunto di Olindo. Effettivamente a vederli così non sembrerebbero, almeno a me, 2 assassini. Però dico, se effettivamente, come dice anche il suo ospite lì, la magistratura, non so, hanno sbagliato, perché questi 2 devono stare in carcere, magistrati o avvocati, adesso non me ne intendo, non devono pagare questo? Cioè, perché uno normale, un po' l'integrista normale, deve stare in galera perché è più comodo a tutti, e quello che non riesco a capire. Dopo uno perde la fiducia nella giustizia. Secondo me questi qui, se è vero che non sono colpevoli, è l'esempio lampante. Buona giornata, grazie. L'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno signor Cainarca, buongiorno all'avvocato. Buongiorno. Senta, io volevo sapere una cosa, ma come mai hanno fatto l'interrogazione ai 2, l'Olindo e la Rosa, senza un avvocato lì presente, come succede che quando arrestano qualcuno chiedono dell'avvocato, se no non parlano? Come mai non c'è stato un avvocato lì quando c'è stato l'interrogatorio? Io volevo sapere questo, come mai li ha lasciati soli? Bene, allora, che non c'è, lei le sembra che non ci sia, però c'era. E questo è il punto. Magari non si avverte, diciamo, la presenza di un avvocato difensore in queste conversazioni, in questi interrogatori, però c'era. Questo è il punto. E c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono io, sono Marina. Prego. Buongiorno, sono Marina D'Albenga. Buongiorno, prego. Scusate signora. se parlo così, ma mi sono messa in bocca un pezzettino di qualcosa. Dica. Allora, mettiamo pure che Olindo e Rosa siano colpevoli, mettiamolo pure. Io la colpa di tutto questo la do, e non l'ho mai sentita dire da nessuno, il padre di sta ragazza. Vi spiego. Allora, sono ricchi, hanno tante case. Sapendo quello che combinavano in casa, casino, tutto, non parliamo poi se c'era altre cose oltre il rumore, quello che combinavano in casa, sua figlia, genere e tutto, il padre doveva quella famiglia lì metterla in qualche appartamento
in qualche villetta dove stavano da soli, che non dovevano disturbare i vicini Olinderosa, poi l'altro là che cercava di violentarle e tutto. Il padre, sapendo la sua famiglia com'era, doveva allontanarli di lì, ma sua figlia è il genero, e allora non succedeva niente. Va bene, e intanto ci scrive anche via SMS Simonetta da Parma, che ha notato questo, che di fronte a quello che Olindo non sa, non parla, fa scena muta, insicuro, incerto, dice non so. Appena parla di cose quotidiane conosciute, vissute e probabilmente sofferte, parla sciolto, a ruota libera, risponde senza esitazione, perché è la verità e non indugia, ricorda tutto e non è reticente, scrive Simonetta. Sì. A questo punto Olindo quando tace perché non sa proprio cosa deve dire, non sa del massacro, scrive Simonetta. Prego, avvocato Schemmi, sa fare qualche osservazione? Sì, no, in effetti diciamo è una notazione corretta quella dell'ascoltatrice, perché come avete potuto sentire, quando deve parlare della quotidianità dei rumori piuttosto che del rapporto con Raffaella Castagna, parla a ruota libera. Le difficoltà sorgono proprio invece per quanto riguarda la seconda fase. Lì dovrà riflettere prima di iniziare a parlare, dovrà trincerarsi dietro tutta una serie di non ricordo di imprecisioni e di clamorosi errori, ecco. E questo lo si può cogliere con tutta tranquillità, cioè balza in modo vistoso all'evidenza, insomma, ascoltando quelle che sono le confessioni. Sì. 2 telefonate ancora, 02 66 20 35 29, oppure gli sms al 346 64 27 756. Prego, buongiorno. Pronto, buongiorno, mi chiamo Chiara, chiamo da Genova, ho seguito le vostre puntate. Adesso non entro nel merito della vicenda, ma dico che ho scritto a Rosa e me ne è venuta una pace, una gioia, che vorrei che tutti lo facessero. Ecco, volevo dire proprio questo. C'è una signora, Paola da Monza, che pure dice: perché l'ergastolo alla signora Rosa? Scrivo spesso alla signora, sono diventata amica, dice Paola da Monza. Poi diamo anche gli indirizzi alla fine della trasmissione. 2 telefonate, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Dunque, buongiorno a tutti. Dunque io volevo parlare dall'inizio, io non ci ho mai creduto a questa storia, perché lei pensa che due persone così siano capaci a fare quel disastro? Ci va coraggio, ci va tempo, ci va tutto, Dunque io dal primo giorno che ho sentito non ci ho mai creduto a questa storia. Io mi auguro che questi 2 escono il prima possibile. Grazie. Bene, grazie anche a lei. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Giulio, sono Daniele da Milano. Prego. Avvocato Schembri, e volevo dire una cosa, l'ho visto in televisione, mi sembra una persona squisita, grazie, a modo, riservato, e volevo dirle, ma a me, secondo il mio punto di vista, il punto di Daniele, che queste due persone sono innocenti. Che lavoro faceva Marzuc? Che lavoro faceva? Perché per me è da lì che viene. Marzuc si è pentito, è da lì che viene. Lui era nel giro della droga, era da lì che viene. E sono vendette che ha fatto, che ha subito. Bisogna riaprire il processo come lo riapriranno, ma bisogna interrogare Marzuc. E lì il centro, il computer è lì, è Marzuc che fa tutto. Grazie anche a lei. C'è ancora una chiamata e poi un altro messaggio. In tribunale la forma è sostanza, mancando la forma dove sta la sostanza? Chiede un altro ascoltatore. Pronto? Buongiorno, sono Sergio da Torino. Buongiorno Sergio, prego. Dato che la chiave di tutto sembra che sia stato proprio questo colloquio tenuto dai carabinieri, da quel luogotenente Gallorini e dall'altro suo collega, ovviamente vorrei sapere se questi poi dopo hanno fatto carriera oppure sono stati un po' allontanati dall'arma. Altra cosa che vorrei dire, ma davanti a un giudice insomma, che ha esperienza, un tipo di assassinamento come è avvenuto è un assassinamento che non appartiene certamente alla nostra cultura padana, eccetera, ma piuttosto alla cultura di quei paesi musulmani. Vi ringrazio.
Allora, il luogotenente non c'entra nel caso del colloquio in carcere? Del colloquio no, sono altri 2 carabinieri, uno dei quali poi successivamente, dopo qualche mese, è andato in pensione. Quello che ha parlato dei Canarini si è andato in pensione. Sì, per quanto riguarda le modalità dell'uccisione, in effetti c'è stata una signora che per uccidere ci vuole coraggio e ci vuole tempo, e in effetti così è. Ci vuole coraggio, ci vuole tempo, ci vuole forza, ci vuole sangue freddo. Allora, quando si utilizza questo, l'arma avvocato, bianca. Ecco. La interrompo solo per un attimo, perché mi sono venute in mente le parole in questa trasmissione del professor Francesco Bruno, il quale, proprio osservando che la strage poi è stata compiuta oltretutto in qualcosa come 5 minuti, perché c'è una fascia centrale di tempo fra le 8:05 e le 8:20 circa, nella quale non succede l'aggressione di alcuna persona, no? Quindi in tutto parliamo di 5 minuti per 5 persone. Beh, il professor Bruno diceva questo implica delle abilità tali da farmi venire in mente un comando militare quasi. Cioè una abilità specifica a condurre operazioni in situazioni critiche, tra l'altro, perché parliamo di buio, fumo e persone che presumibilmente fanno di tutto per sottrarsi, diciamo, all'aggressione, e in particolare una delle persone della fase finale dell'aggressione, la signora Cherubini, scappa fino sopra il suo appartamento, se ne va per le scale, fugge e viene raggiunta. Quindi stiamo parlando di persone che sanno esattamente come muoversi in un contesto difficile per eliminare 5 persone in 5 minuti, no? Questo non è un dettaglio. No, non è un dettaglio da poco. Certamente, ecco, questo tipo di abilità Rosolindo certamente non ce l'aveva, non ce la potevano avere, così come del resto quella tempistica lì non potevano rispettarla Rosolindo. Questi sono dei punti interrogativi che restano pur sempre dei punti interrogativi su quello che è stato compiuto ad Erba la notte dell'11 dicembre del 2006. Le confessioni, diceva questo signore, cioè, hanno confessato, sono delle confessioni, da un lato, che si può dire sono delle confessioni ballerine, ma probabilmente i giudici, anche se dovrebbero avere, hanno una determinata esperienza, hanno pur sempre guardato e attinto dalle confessioni. Alla fine si dice: ma tanto questi hanno confessato, dice, andare oltre e vedere quello che effettivamente c'è non ne vale la pena. Voglio ricordare, perché leggevo su un quotidiano, ma non è l'unico caso, ce ne sono veramente tanti, che casi di confessioni di gente che ha confessato un delitto anche atroce, non solo in Italia, ma addirittura, cioè, in Europa, piuttosto che in America, ne è piena la cronaca giudiziaria. Leggevo proprio ieri su un giornale che 2 ragazzi che erano nell'abbraccio della morte, ormai non ragazzi, sono passati 30 anni, cioè quindi erano ragazzini quando sono stati arrestati e condannati, sono diventati quindi uomini, sono passati 30 anni e oggi, a distanza di 30 anni, sono stati dichiarati innocenti. Anche loro avevano confessato un crimine che non avevano commesso, e grazie al DNA si è scoperto che era un altro l'autore della strage. Quindi, cioè, purtroppo quello che è stato preclusivo in questo caso, ritengo, per molti, è proprio questa confessione, che, come abbiamo visto e sentito, le modalità a cui si è giunti sono estremamente precarie, però la confessione ha giocato un ruolo sicuramente fondamentale, perché si è partiti sempre da dalla confessione. In realtà di confessioni anche in Italia, non so se ricorderanno gli ascoltatori il caso della Caffarella, c'erano 2 rumeni che erano stati accusati di avere violentato una ragazza, e uno dei 2 addirittura aveva confessato. Vi era un testimone che diceva di averli riconosciuti perché correva lì al parco. La persona offesa, la ragazza, diceva che era lui, e solo che fortunatamente in questo caso per loro, tramite il DNA si è venuto a scoprire che nulla c'entravano questi 2. Non deve essere preclusivo il discorso della confessione. Per quanto riguarda quello che noi intendiamo fare, già l'abbiamo detto, la revisione del processo, però per fare la revisione del processo è chiaro che ci vogliono degli elementi nuovi che devono essere valutati e che non lo siano stati in passato. Ecco. Le ultime telefonate, pronto? Pronto? Buongiorno.
Senta, mi chiamo Mario, chiamo dal Lago di Iseo in provincia di Bergamo. Prego. Premesso che io sono sempre stato convinto dell'innocenza dei due, punto. Poi leggendo il libro che è stato pubblicato mi sono fatto una piccola teoria che sarebbe, secondo me... A che libro si riferisce, scusi? Prego? A che libro si riferisce? Non lo sento. Qual è il libro che citava prima? Di che libro parla? Dicevo, bisognerebbe indagare a Zid, che secondo me, per motivi che non posso azzardare, ha mandato dei sicari ad ammazzare queste persone. Quelli si sono ammazzare la moglie più che altro. Quelli si sono lasciati prendere la mano e hanno fatto una strage. Lo dimostra anche il fatto che uscendo, incontrando, adesso non ricordo più il nome, quello sulle scale, gli hanno dato una coltellata alla gola come si usa a fare dalle loro parti quando scannano le pecore. Insomma, poi niente, due che hanno fatto una strage simile dovrebbero essere pieni di sangue e non se n'è trovato. Poi c'è la prova scientifica che anche in questo caso aveva detto delle cose, no? Sì, però c'era l'ultima credo telefonata. Pronto? Buongiorno, Buongiorno. sono Rosanna, vi stavo seguendo, anzi sto seguendo da sempre questa cosa. Ma la cosa più importante, il superstite, quel signore che ha preso la pugnalata alla gola, però quando è stato interrogato cosa aveva risposto? Sì, era un uomo alto, era nero, era scuro. Sì. Caspita, possibile che questa cosa sfugga a tutti? Questo aveva questo flash, si ricordava questa persona, che poi pian piano è diventato Lindo e poi magari è diventata Rosa. Cioè si modificano le cose perché poi dopo magari nella testa può succedere. Ma lui, la prima cosa che gli è venuta in mente quando ci ha pensato, era una persona magari alta, magari era come Olindo di più di meno, ma era scura, era nera. Ma questo Non l'ha è di detto qui. il superstite. Non è di qui. Sì. Perché nessuno ne tiene conto? Mai visto, non è di qui, diceva. Ecco, questo è importantissimo. Non ha detto è stato Lindo, dopo l'hanno detto, gliel'hanno suggerito, come hanno suggerito Lindo a quei due povere persone lì che non sanno neanche vivere, come fanno a organizzare una roba del genere, ma anche un bambino lo capisce che non possono essere stati loro. Bene, ringrazio e c'è l'ultima telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno Giulio. Buongiorno. Sì, ascolti, io sono un po' ignorante in materia qua, però tutti danno innocenza a questa coppia qua. Però mi spiegate come faceva a sapere Rosa che il bambino era sul divano? Una volta perché aveva confessato che gli aveva tagliato, lasciamo stare, va, solo questo. Bene, avvocato. Sì. Per quanto riguarda la signora Rosanna, parlava di Frigerio sostanzialmente, del testimone. In effetti la prima testimonianza si parlò di un soggetto olivastro con gli occhi neri, capelli neri, la prima e anche la prima versione fornita da Frigerio. Quella è, ma soprattutto disse che non era del posto, che non lo conosceva, che non era di qui e quindi escludeva certamente Olindo Romano. Poi è successo quello che avete già raccontato tante volte, ricevette una visita in ospedale e da lì in poi disse che era certo che fosse Olindo il suo aggressore. Però le prime dichiarazioni, ma su questo non ci sono dubbi, sono quelle più genuine. Cioè, i primi ricordi che non vengono offuscati da suggerimenti o quant'altro, è il ricordo più genuino. E in effetti da lì si deve partire, si deve partire da questo dato. Purtroppo non ne hanno tenuto conto, stranamente, perché un dato invece mi sembra talmente limpido e puro, perché non era stato condizionato da nulla, cioè un ricordo genuino, immediato che potrebbe essere il ricordo più vero. Così come sostengono gli scienziati. Tra l'altro immediato ma non istantaneo, perché la deposizione al pubblico ministero nella quale il signor Frigerio parla di una persona che è sconosciuta avviene 3 giorni dopo la strage. Quindi... Poi l'osservazione che ha fatto l'ultimo ascoltatore, come faceva Rosa sapere che il corpo del bambino fosse sul divano, ma in realtà questo è un dato che tutta l'opinione pubblica conosceva, perché il bambino è stato trovato sul divano, insomma, quindi era uscito sui giornali e quindi era un dato pacifico acquisito, insomma, ecco.
Quindi non è questo l'elemento che può spostare, a parte il fatto che c'era scritto sul provvedimento di fermo, a parte il fatto, cioè, questo era un elemento neutro, del tutto neutro. Leggo gli ultimi sms. Sì. Angela da Torino dice: quello che meraviglia è la quiescenza di queste due persone, perché non urlano la propria innocenza? E mentre ricorda Donatella da Belluno la testimonianza dei vicini siriani che abitavano sotto l'appartamento della strage, che hanno detto di aver sentito rumori di passi in appartamento da ben prima della commissione della strage, cosa che è totalmente difforme dalle famose confessioni. Piero da Torino parla ancora di Frigerio, che non ha riconosciuto Olindo, glielo fanno riconoscere dopo. E infine un'osservazione da Maria: il metodo inquisitorio pone l'imputato nelle condizioni peggiori per difendersi. Specie quando non c'è una difesa. Sì, certamente è così, insomma, certamente è così. Bene, allora dobbiamo salutarci, poi noi continueremo a proporre naturalmente il materiale, che è materiale processuale, lo ricordo, ormai agli atti, diciamo, del fascicolo per la strage di Erba, e quindi si può conoscere, si deve conoscere, perché non è stato conosciuto sostanzialmente. Questo è un altro aspetto. Io ringrazio l'avvocato Fabio Schembri. Grazie a tutti voi. E saluto tutti coloro che ci hanno seguito. Buona giornata. Vuoi trovare tubi per